A distanza di pochi giorni dall'avvio del primo suono ufficiale della campanella, la fotografia degli edifici scolastici agrigentini è deludente. L'inizio del nuovo anno 2015-2016 presenta carenze in numerosi edifici di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Abbattimento delle barriere architettoniche, mancanza di impianti e certificazioni di sicurezza a norma, adeguamento statico alle normative sismiche. Sono i dati che riguardano lo stato di salute delle scuole nella nostra città, contenuti nell'anagrafe scolastica del MIUR, consultabili sull'omonimo sito online. Una situazione preoccupante che prevede il monitoraggio degli edifici e gli interventi preventivi. Ed intanto l'amministrazione comunale sta provvedendo con l'acquisizione dei report sullo stato di salute di ogni edificio per garantire un sereno inizio di anno scolastico. Anzitutto, in qualità di assessore alla pubblica istruzione, mi sto adoperando ad una serie di sopralluoghi per la verifica di tutti i plessi scolastici. Mi sono fatto dare dai dirigenti una serie di report sulle problematiche delle scuole che cercheremo di affrontare. Ovviamente, proprio perché è imminente l'inizio dell'anno scolastico, cercheremo di affrontare quelle che sono le situazioni più emergenti e più problematiche, avendo comunque chiara la totalità delle situazioni presenti in città, tutte le criticità e le difficoltà che ci sono. Cercherò anche di lavorare sull'edilizia scolastica con tema importantissimo, soprattutto per il recupero di quelle strutture ormai abbandonate, obsolete e fatiscenti che invece dovrebbero essere riconquistate alla città. Sono dell'idea che un ambiente armonico per i bambini, per i genitori, ma anche per i docenti possa produrre d'effetto anche un'armonia psicologica e sociale, quindi dobbiamo intervenire in questo senso, non soltanto sulla sicurezza necessaria, ma anche su quella sicurezza della cultura e della socialità che è imprescindibile. Quali gli interventi primari, immediati? Ma gli interventi primari sicuramente riguardano appunto il minuto mantenimento, la sicurezza, il verde pubblico, la rigenerazione urbana delle aree esterne alle scuole. Questi vanno fatti con immediatezza. Proprio per questo avrò degli incontri con gli uffici comunali per discutere di un cronoprogramma che in questi giorni possa risolvere proprio questi interventi, di concerto anche con ciò che ho assunto a titolo di informazione dai vari dirigenti scolastici. Quindi possiamo dire che mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico, però state provvedendo a che tutto inizi per il meglio. Sì, stiamo provvedendo a che tutto inizi per il meglio affinché soprattutto si possa strutturare tra il comune, l'assessorato alla pubblica istruzione e le scuole anche un rapporto di solidarietà, strutturare un rapporto che probabilmente ad oggi è mancato o è stato tutto sommato disatteso rispetto alle promesse. Cercheremo invece adesso di attualizzarlo quanto più possibile, creando appunto anche un'armonia di relazione tra comune, uffici e scuole.